Tagliato il nastro si entra nel nuovo laboratorio d'Avanguardia, una struttura unica a nord-est e una delle poche in Italia. Qui in queste stanze, visitate oggi per la prima volta dal governatore del Veneto Luca Zaia, verranno preparate le cellule insule pancreatiche per il trapianto che potrebbe cambiare la vita dei pazienti affetti dal diabete di tipo 1. Il nuovo laboratorio per la terapia cellulare del diabete entrerà presto in funzione qui nel campus biomedico Pietro D'Abano a Padova, un edificio a pochi passi dall'azienda ospedaliera. Un progetto finanziato dalla Regione Veneto con 1.380.000 euro e che vede al lavoro 35 professionisti guidati dalla professoressa Lucrezia Furian. La tecnica studiata e che verrà messa in campo qui mette insieme diverse equip mediche per prelevare da pancreas di un donatore deceduto le cellule in grado di produrre insulina, processarle e renderle idonee per essere inserite nel fegato del ricevente. Il vantaggio del trapianto di insule è che evita al paziente un intervento di chirurgia maggiore. Infatti il trapianto di insule viene a provocare al paziente una procedura non invasiva tramite un'iniezione percutanea del preparato cellulare. Grazie a questo trapianto molto meno invasivo, selezionati malati di diabete 1 potranno liberarsi dalle iniezioni di insulina a 100 anni dalla scoperta che permise di salvare la vita ai pazienti diabetici. Il futuro però prevede ancora miglioramenti per le cure, garantendo una migliore qualità della vita ai diabetici. In futuro potrebbe arrivare a degli sviluppi importanti come l'assenza anche di terapia immunosoppressiva. Con questo trattamento noi abbiamo a disposizione tutti i possibili trattamenti per il paziente diabetico in Veneto e quindi potremo scegliere per ogni paziente quello che è il trattamento migliore. Il trapianto di insule pancreatiche infatti al momento necessita di una terapia immunosoppressiva a lungo termine, ma l'obiettivo ambizioso di questo programma sarà entro il 2025 di evitare questa terapia in modo tale da coinvolgere nel trapianto di insule pancreatiche anche i bambini affetti da diabete.